Io trovo che le storie di cacca siano sempre molto belle. Allora, io ne approfitto per rilanciare una pagina Facebook che ho creato che si chiama Cacare in discoteca. Ok, interessante. Che però non ho mai lanciato. Quando è che raccontami di quale momento della tua vita corrisponde questa creazione? Guarda, ci penso da anni. Io sono anni che, ma proprio, cioè, ti giuro, dal 2011, da prima di Ridateci il Winner Taco, io pensavo, io devo fare la pagina Cacare in discoteca, perché tutte le volte che qualcuno caca in discoteca c'è una storia. Nessuno sceglie di cacare in discoteca. Quindi io volevo fare questo contenitore di racconti dove tutti quanti scrivono anonimamente, se vogliono, quella volta che hanno cacato in discoteca, con tutto il disagio che ci sta nel momento in cui capisci, dici io devo cacare, cioè che stai in discoteca e dici non c'è niente da fare, Daniele, non puoi scappare, devi cacare. No, vabbè, quindi vai là, il bagno non si chiude, devi cacare. Totale, incredibile, assolutamente. E senti, visto che anche noi comunque subiamo delle pressioni, anche se molto più leggere, se non facciamo determinate domande, io ti devo fare una domanda. Allora, cacca in discoteca? Guarda, non era la prima che avrei fatto. Però a questo punto andiamo. Però a questo punto la facciamo. Allora, facciamo una breve premessa per Rovereto. Per la ragazza che non ci conosce. C'è una rubrica tipica di questo podcast che si chiama Cacare in discoteca. Discoteca intesa è una metafora, il luogo dell'anima, il posto peggiore dove vi è capitato di dover andare in bagno, che è una cosa che facciamo tutti, però per qualche motivo comunque ci vergogniamo, stiamo male, lo nascondiamo. E quindi io chiedo all'ospite: ti è mai capitato di dover cacare in discoteca? Non in discoteca, ma mentre stalkeravo qualcuno. Questo è interessantissimo, voglio sapere tutto. Sono passati molti anni e ai tempi era tutto diverso. Ai tempi c'era solo Facebook e ti diceva vai. No, molti anni fa, moltissimi anni fa, ero un giovane ragazzo invaghito di una ragazza e ho scoperto dove abitava. Posso farti una domanda? Come? C'è una redazione anche all'epoca. Lavoravo in anagrafe. Subito gli squali. Sì! Quindi ho scoperto, insomma, questo indirizzo e ho detto al mio migliore amico dei tempi, che è ancora lo stesso, siamo insieme dalle medie, gli ho detto: guarda, secondo me farebbe molto ridere se ci compriamo delle birre e andiamo sotto casa sua. Mi dispiace molto che ho fatto questa cosa, mai è successa, e le beviamo le birre. E ci faceva molto ridere questa idea, che noi eravamo lì sotto, non so, eravamo dei ragazzini, eravamo stupidi, quindi ci faceva ridere questa roba che sapevamo che era, non ho mai suonato, non è che sono andato e ho detto oh ciao, non è mai successa sta roba. Però come siamo arrivati? Immaginatevi la classica situazione in cui arrivi da una strada e ci sono i palazzi che fanno la U. Siamo arrivati, abbiamo iniziato a bere ste birre. Io ovviamente mi sono immediatamente agitato perché ero pure un po', cioè non ci avrebbe mai visto, nel senso, nei palazzi alti, non è che una s'affaccia, guarda là. Però io mi sono agitato, mi è venuto ovviamente quella roba lì e non sapevo come fare. Quindi, cioè, diciamo che ho aperto la porta di un veicolo che abbiamo utilizzato per arrivare lì. Sì? Di un veicolo? Cioè, non del veicolo, di una... No, del veicolo, veicolo. Ok. E quindi, insomma, una parte di me è uscita dal veicolo, una Bellissimo. piccola parte, eravamo per strada, ero molto giovane. Quindi come i ciclisti, cioè che ti sei messo mezzo dentro, mezzo fuori? Esattamente. Ok. Ma cosa succede? Quando sei agitato, la solidità Può variare. può chiaro. variare. Era il peggio possibile. Quindi io a un certo punto ho detto vabbè, questa cosa non fa più ridere, ce ne dobbiamo andare di qua. Questo peraltro nei primi 5 minuti, non è che siamo rimasti lì 8 ore, cioè era solo... E l'unica cosa che c'era ai tempi, siccome non c'era l'internet, c'erano i tutto città, cioè quelli che tu usavi con le mappe, che erano patinati, cioè era carta ma era patinata.
e io ero in difficoltà. Il mio amico si è molto divertito, cioè lui rideva tanto, io meno. Quindi io ho usato questa roba, ma poi la Sardegna è nota perché è molto ventosa. C'era il maestrale. Caso vuole che il maestrale inizia a tirare in quel momento e tutti questi tutto città iniziano a volare verso la finestra della mia amata. Finisce così l'aneddoto, ce ne siamo andati. Eh sì, mi sa che a quel punto te ne devi andare. Non puoi dire, aspetta, magari lo vede. Magari si affaccia. Ma è... Bellissimo aneddoto, grazie mille. Ma questa ragazza poi l'hai più... cioè, è più rivista oppure... Sì, cioè nel senso, ma lei non sa. Lei non sa fino ad oggi. Non può, cioè non Adesso potrebbe... ecco di chi era quel tutto città che... Ecco di chi era. Però mi fa ridere, detto purtroppo all'epoca non c'era internet, ma c'era tutto città, se no con l'iPhone avresti fatto. Certo. Nel 2023 prendi... No, in effetti per fortuna che non c'era internet, perché sennò che avrei potuto... Certo, che carta avresti avuto? Sì. Niente. Sagra del Peocio. Che cos'è? Laguna di Venezia. Che cos'è il Che cos'è? peocio? La cozza. Può capitare la cozza sbagliata. Può capitare la cosa. Questo è un messaggio E importantissimo. alla Sagra del Peocio ne avevamo mangiate a secchiate. Siamo saliti sul palco a rotazione. Poi a un certo punto ci siamo ritrovati. A un certo punto eravate molto tutti. più magri di prima. Ma anche in quell'occasione avevi il mantello, perché può essere scomodo. No, ero proprio smantellato, guarda. Devo dire, ci siamo smantellati tutti quella sera, è stato... Infatti ce lo ricordiamo. Bellissimo, grazie mille. Per fortuna erano ancora, diciamo, i Litfiba primissimi, per cui cioè, pensavano che fosse una performance. Guarda che ogni tanto uno se ne va. Cioè siamo saliti in 5, poi eravamo in 4, poi in 3, poi 2, poi un altro è tornato, poi uno di quelli che era rimasto è scappato pure lui, insomma dicevano cazzo chi è Godot? Bellissimo, poi sei scappato tu, fa no guarda momento strumentale, guarda Esatto. Pezzo strumentale certo, lunghissimo. c'erano gli strumentali, meno male. Poi a un certo punto abbiamo fatto un album che si chiamava Desaparecido, che vuol dire scomparso. E quindi è ricapitato, quindi dicevo, parola d'ordine Desaparecido, e dovevano suonare quel pezzo lì perché... Era un pezzo apposta per quei Sì. momenti. Tralascio i luoghi. No, a questo Tralascio punto- i luoghi. A questo punto dice. Tralascio i luoghi, ok? Prossima domanda, prossima rubrica del Però, cazzo. hai un aneddoto. Ma allora io cacata in discoteca no, però praticamente mi hanno confuso per uno che ha cacato in treno, ma che ha cacato male. Non male, vai. Cioè mi spiego, ero in treno, andavo a Milano e c'era una vecchietta davanti a me, ma vecchia che... È ultimo viaggio quello. Cioè, ci ha lasciato all'Odi lei, va bene? E che sta vecchietta poi ad un certo punto va in bagno, tutta in carta pecorita, no? Piano pianino così, va nel bagno dietro, io tranquillo così leggevo, no? Il simposio sui bambini. E, no, non è vero, vabbè. E poi lei ritorna e faccio per andare in bagno, arrivo al bagno, apro la porta e c'era uno schizzo di merda, ma non proprio sulla parete. Ci ho pensato, questa donna c'ha il culo sulla schiena praticamente. Come ha fatto? Cioè, una roba incredibile. Io l'ho fissata che poi sembrava che guardassi la Sindone. Cioè, e io sono stato lì per un quarto d'ora e poi ero tipo inorridito. Sai quando non sai come comportarti? Ho chiuso, no? E sono girato e c'era una signora che era in fila che aspettava per cacare lei probabilmente. E io non gli ho detto niente, capito? Ho fatto così e sono andato al posto. E questa signora ha aperto, ha trovato anche lei la Sindone
e ha chiamato gli inservienti per far pulire, però ha avuto la bella idea poi di venire da me e di, insomma, m'ha cazziato. Però non si fa così, cioè, insomma, sulla parete poi, lei è proprio maleduca. Dice, no, guardi signore, e c'era la vecchia davanti che mi rideva e mi tornava male perché volevo dire, guardi che è lei, però che dico, questa sta peggio di me, cioè è brutto che l'accusi. E quindi ho detto, guardi, sì, mi dispiace, ma mi scappava forte. E niente, però quella è una non cacata che ho fatto praticamente. Molto bella, è grazie. stato molto brutto, Ma però vabbè, insomma, sue esperienze. Ma la parete, aspetta, da che punto? Cioè, la parete verso la tazza o la parte opposta? Fai conto che questa è la tazza, no? Sì. E qui c'è lo schienale della Sì. tazza. E qui c'era era veramente a mezz'aria. Cioè, come- anche la donna mi vede, come faccio? Bisognava essere un po' più, capito? Più grossino. Sì, capito. Qua. Incredibile. No, ma anche a livello appunto balistico per ricostruire come ha fatto. Cioè, una roba da cannone del 1800, cioè l'ha fatta proiettare. Incredibile. Però è perché lei era vecchia, perché le donne spesso Ma c'è mi l'energia dicono, anche se sei vecchia. salgono comunque in piedi sopra la tazza dei bagni chimici. Ma non penso del che abbia treno. questa agilità, questa signora. no. Magari con l'ultimo, capito, prima della fine, l'ultimo slancio di vita nelle ultime ore, ha detto Boia. "Mi faccio l'ultima cagata per bene in treno", e invece poi Ma poi è un'energia così, cioè rimbalzata in mezzo al bagno dopo, capito, dal contraccolpo. Cioè era uno stronzo col rinculo. Ma poi che ha pensato, vabbè, io esco. Cioè, non è che ha detto, Sì. vabbè, non è che Però- dici scusi, qualcuno c'ha una pezzetta, ti metti No, a però- pulire la merda in treno. con la carta igienica magari un minimo provi, che ne so, no? Dice no. Non è un problema mio questo. No, là al massimo puoi uscire e dire a quelli del treno: scusate, qualcuno ha cagato qua. Però è evidente che sei stato tu. Per quello poi la signora ti ha tirato in mezzo, perché se dici scusate, qualcuno ha cagato sulla parete, tutti certo. pensano tu hai cagato sulla parete. Sì, Sei stato tu a cagare sulla parete. è terribile questa cosa. La cosa però più disagiante è stato il dopo, perché io ho continuato ad avere davanti la vecchia e non sapevo come cioè volevo dirgli qualcosa, però ormai Volevo complimentarti, signora, ad arrivarci all'età sua con questo ordigno nell'ano. ma non avevo mai vista così. E poi ora è brutto da dire nei dettagli, però era proprio espansa. Cioè non era uno, era un pam. Cioè gli era proprio esploso il culo. Oppenheimer. Ti sei messo Sì. gli occhiali per guardarla. Sono il distruttore di mondi. Che è successo? E vai. Chi è? Chi perché è? Sono dei ladri. stanno arrivando delle persone nuove. E quindi ho detto, Controllate le vostre tasche. È un ladro che è venuto in prima fila dopo aver rubato, un ladro astuto. Top. Contenuto premium. No, io Aspetta. non faremo dog shaming in questo podcast, tra un quindi po' per me finirà. No, infatti. ricominciamo quando smette. No, secondo me il cane può restare, lui se ne deve andare. E Patti, che quanti anni ha? quasi uno. Quasi uno, C'è bravissima. una buona probabilità che caghi sul palco. Guarda, Ma guarda. non c'è nulla Esatto. che potrebbe rendermi più felice. No, se vuoi ti spiego perché. Vai, ti prego. Allora, oggi a pranzo dovevo ordinare qualcosa da mangiare. Sì. Qualcosa di nuovo da mangiare. Allora vado su Deliveroo e vedo che c'è questo posto in cui vendono delle patate ripiene. E praticamente abbiamo lasciato sul tavolo ancora un po' di patate, cioè di questa roba qui, no? E poi siamo usciti. E questa è salita sulla sedia, è salita sul tavolo e ha praticamente finito quello che c'era sul piatto. Il suo peso corporeo Che è in il suo... patate. Esatto. Ma E quindi probabilmente anche E la sua deiezione sarà anche piacevole al tatto, probabilmente. Sì, no, Perché- sono quelle situazioni sì. là, perché i cani poi quando si avventurano, soprattutto quelli di razza, poi di solito Sì, sì. ti restituiscono sempre una bella passeggiata. Ma da quel pasto non programmato ci sono poi state passeggiate oppure è la prima volta che...
È la prima volta che è in ballo. Ah, ok, quindi E allora è carica. possiamo quasi garantire. possiamo garantire la cagata. Allora, Noi abbiamo la come si chiama? però vedi Stefano, non hai i bustina. cani. La bustina non può nulla contro il liquido. No, perché non riesce a raccoglierlo. E come si fa in quel Allora caso? fai solo il gesto e te ne vai guardando sì. quelli che ti vengono facendo. Si fa così di solito. Infatti. Mi confermi che fai? Ma Di meglio non ho potuto fare. sì, è vero. Nessuno ha pensato a questo. No, ci hanno pensato. Cioè, Allora, la uno cosa da straccio, fare è no? girare con un Ma sei un No, atleta? rincorre le ombre. Beh, quindi sei un atleta e una volpe. Prova a fare così. Prova a fare così per terra. Adesso Patti, guarda qua. Ah, le ombre. Guarda. Adesso però così io Questo per chi ci Ah, ascolta così su è un po' Spotify è telefonato. oro questa cosa. contenuto è vero. Eccoci. E niente, c'è Tinti che Madonna santa, ma questa è la cosa più divertente. Dobbiamo fare una roba per La Peter Pan, ma come stai messa? Mamma mia, ma tu Si vede che è il cane di un artista perché non esce dal palco, comunque non è che va oltre, cioè sa dove deve stare. stupendo. No, sta abbastanza. Ma queste orecchie. L'unico rischio è se si lancia. Se si lancia, Però si è già però- lanciata da Però con quelle orecchie Poi con quelle orecchie plana. Parte. No, Vero c'è che il pubblico plani. che deve prenderla così come appunto un musicista e passarselo dietro finché non caga in faccia a qualcuno. Però a questo punto. Allora, Questo è. questa nuova regola della puntata. Se Patti vi caga addosso, vi offriamo una birra. Questo possiamo dai. dirlo sinceramente. Se vi fa la pipì su un piede, uno shot, perché comunque è più tranquilla come cosa. E a me non me la vuoi fare la pipì su un piede? Vabbè, comunque, Stefano, hai delle domande per il nostro ospite? Abbiamo questa rubrica che si chiama Cacare in discoteca, che discoteca intesa non come necessariamente luogo fisico, ma come luogo in cui è scomodo fare la cacca. No, quindi non è un'idea, cioè non è un... Cioè, pensavo una cosa filosofica, proprio cacare. Cacare. Sì, cacare sì, la discoteca è filosofica, però la cacca È concreta. è concreta. quella. Quindi chiediamo volete spesso... Cioè la io- discoteca è filosofica? Certo. La domanda qual è? Dove abbiamo No, cacato? Sì. Sì, se avete un aneddoto che vi va di condividere, perché si può anche non rispondere a questa storia in cui voi Guarda, proprio non la volevate fare. preferisco parlare della droga. Che con la droga a volte finisce a merda pure, lo Certo, diciamo. certo. Questo lo Però diciamo allora, alle nipoti. allora la prima volta ci hanno chiamato a fare una convention, quindi parliamo veramente di tanti anni fa. Ci chiamano in provincia di Bologna e ci dicono: guarda, avete una doppia convention, quindi noi spiantati con una macchina che sai, con i cerchioni che fanno rumore, non che adesso ci abbiamo neanche la macchina, quindi Io non figurati. Era meglio quella con i cerchioni che facevano Sì. rumore. Arriviamo, facciamo la sala sopra, c'erano due sale, sala sopra con tutto il pubblico, non ride nessuno. Però era difficile perché c'era il palco illuminato, sul palco illuminato uno con la tastiera. Il DJ. Il DJ, un DJ musicista. Noi eravamo vicino a delle tende tristi, grigie, e Al buio. vestiti di nero, quindi quasi grigio su grigio, nero su nero, insomma, non ci vedeva nessuno. I microfoni non andavano benissimo e la serata non va, cioè inizia a prendere una... Ma Se la male. piega Male. da convention che va male, quindi No, proprio- ma male, proprio non... Male, La gente ti guardava mandano il male. direttore di sala a dire al nostro tecnico: fateli smettere perché hanno rotto i coglioni. Quindi proprio male, Hanno si può sbra- dire. no, hanno sbragato i maroni. hanno sbragato i maroni. Torno. Io ero in scena in quel momento. Maria sente questa cosa, gli viene detta questa cosa, viene e fa: Corrado, basta, finisci, basta, andiamoci. Abbiamo sbragato i maroni davanti a tutti il Questo pubblico. sul palco. Sì. Io non capisco che cosa. Vai, lascia, Vai, Andiamo, lascia il microfono. Ciao, così. E poi dice: chi ha detto abbiamo sbragato i maroni? E quello fa: lui. Maria, me lo chiami? Arriva e fa: tu hai detto abbiamo sbragato i maroni? Sì, ma io ho solo riportato quello che ha detto il proprietario locale, che era il... Me lo puoi chiamare?
Ma questo sempre sul palco? No, eravamo scesi dal Sì, sul palco. Sì, eravamo scesi al palco. Sì. Il pubblico però era là. Intanto c'è il pubblico, quello della convention, stava là. Cioè noi eravamo qua vicino alla porta del locale, ma con Maria che ormai era fumantina. E Sì, stava- che volevo capire chi aveva detto avete sbragato i maroni mentre eravamo su un palco. Lo trovavo talmente offensivo, no? E Cioè allora... dico, non mi paghi, ne parliamo dopo, ma mentre io sto recitando, tu arrivi e mi... Quindi sta cosa mi fa andare fuori di testa. Ma fuori! Ma fuori! E Mi quindi chiami il proprietario del locale che ha detto... No, voglio vabbè. sapere chi ha detto questa frase così. Scende questo signore esce- ben sì. vestito. E fa, sono io che l'ho Sono io. detta. E che cosa ha detto lei? Che avete sbragato i maroni. Adesso sai che fa? Adesso questa è una pizzeria? Lei Non mi è un porta- ristorante, vero? È una pizzeria. Lei mi porta una pizza. Me la mette qua sul tavolo. Io cago sulla pizza e siamo pari. No, Fa quello come? No, non come. Lei adesso prende la pizza e io ci caco sopra, se no io non esco. Questa serata finisce a Carabinieri. Ma perché dice questa cosa? Ho detto perché lei doveva essere civile con me e dire e non dire niente. Lei aveva il diritto di dire a tutti i suoi amici che il mio spettacolo fa cagare, ma lei non ha il diritto di dirmelo sul palco mentre io recito. Quindi adesso io, per usare il suo linguaggio, devo cacare sulla sua pizza di merda E inizia a dire: mi Se porti la pizza, ci devo cagare. E il pubblico, aspetta, non è finito. Perché il pubblico, quello che prima non ci aveva proprio considerato, inizia a dire pizza, pizza. Bellissimo. Cioè, super interessati, capito? Pizza, no, pizza. No, ma lui no, tutto rosso. No, ma veramente troviamo una soluzione. Voglio cacare sulla sua pizza, qui sul tavolo, completamente impazzita. niente, non me l'hanno portata, ma guarda, ci avrei cagato. Bellissimo. Bellissimo. Bellissima storia. Ma come gesto per far capire che è tutto un limite. Con l'aiuto loro, quindi non da solo, sono riuscito a farla in una buca da golf. E adesso provo a battermi. La buca di John. Provaci. Vai. Fate di meglio. No, a perché voi. diciamo che non Il c'era... nostro era un gesto per la lotta di il classe. vostro aiuto era mettere le mani a imbuto. Esatto. Per il giorno dopo. Esatto. No, noi con tutta la notte a pensare, pensa domani che vanno a giocare. No, perché c'era... e imbucano. Allora, abbiamo messo che nel posto di mare, diciamo, c'era questo campo da golf dove si vociferava andasse addirittura il Re d'Olanda e c'era sta spaccatura tra noi plebei e quelli ricchi che c'erano sempre questi scarpini che facevano... E non so perché, ma tutti quanti è... Hai visto Anton Giulio tu? No, ma No. che fa? No, guarda che secondo me a Santo Stefano Andiamo al club. Andiamo al club. E noi ci stavamo sul cazzo. E quindi abbiamo pensato che questo fosse un atto di protesta, Di protesta civilissima. civilissima, certo. Nel senso che nessuno si fa male, però l'idea di uno che poi avevamo pure detto andiamo a vedere la mattina dopo come, però non ci siamo svegliati. Non ci ha retto la... Buca numero 18. Beh, certo, quando hai finito, Hai che finito, dici certo. No, in realtà era era la più vicina. Se no... Sì, ok. sulla curva era facile però anche entrare. molto bello. Molto Sì, sì. Aspetta, Molto il bello, loro quello aiuto, bellissimo. cioè, in che consisteva il vostro aiuto? A tenerlo. A tenerlo. prova, cioè, Perché deve Se fare- no come fai? Tra e, l'altro, poi, e poi devi precisione, controllare che non ragazzi, arrivi una il cosa guardiano. Una buca cioè, da golf aspetta. non è C'è il grande, guardiano, è grande con come che quel scherzo. bicchiere là, cioè è piccola una buca da infatti golf. sarà un lavoro No, è allora. difficilissimo. di notte, attenzione. Di notte. quindi, capolavoro. Quindi voi lo tenevate e lo muovevate come No, un No, overboard. mica dovevamo fare murare, cioè, ce l'ha però, lascia il messaggio. aspetta, avete Non c'era triangolato la la rivendicazione, posizione. ecco. mica l'ippopotamo scorreggione quello di YouTube. Oh. No, però è tipo Independence Day, cioè dovete... No, ma anche perché aspetta, in realtà io non c'ero perché io dovevo tenere fermo lo schizzo. Certo. C'era quello che annaffiava. Ah, è vero. Che io dovevo tenerlo perché sennò si No, bagnavano. no. Quindi io tenevo fermo lo schizzetto e Sì, loro sì, che- sì, io facevo ok. il palo C'era lì stato una all'ingredia sorta di alla- comando, insomma. non eravamo da soli, insomma, eravamo un gruppo Ora che che dica che serviva 189 puntate ti hanno detto un posto meglio. Nessuno... No, Ma ok. aspetta, ma è entrata, cioè, precisa oppure è rimasta? Precisa. Ragazzi, non vogliamo c'erano tracce. tabellone canestro oppure No, dritto. solo rete? Gol. Scusate, questo passa per essere Nothing but il the podcast colto della radiofonia italiana, eh? No, questo è No, proprio- no, Beh, proprio lo questo tagliano. non passa per il Non podcast passa, colto. non passa No. proprio. Io la racconto. No, sì, poi tagliamo Dai, tutto. come no. Guia, fammela raccontare. No, vi prego, io faccio il podcast solo per questo.
La gita, ti prego. Se abbiamo parli pure di il merda, io c'ho teaser. un racconto che purtroppo è stato Vai, regalami sto costante. sogno. No, e io non stavo prima media. Perfetto. Birra! Ecco, arriva. Eccola. Tanto si rompono bicchieri Tanto si rompe- compagni delle medie. Lo sta raccontando. No! L'attesa pure. Io ce n'ho una qua, ma non ho bevuto. La lasci là te? La lascio là, sì. No. Non te fidi. Vai, guarda, solo per questo. Guarda, solo perché sei te. Solo perché sei te, vai. Grazie. Per il momento topico. No, vabbè, fondamentalmente è successo che mai cagato in discoteca, però a un certo punto io in prima media facevamo 2 gite all'anno in questa nuova scuola dove arrivai, era al Marymount sulla Nomentana, e la prima gita i primi di ottobre, quindi la scuola inizia a metà settembre, io partii senza conoscere nessuno e stavo 7 giorni a Genova e mi vergognavo ad andare al bagno con gli altri ragazzi in camera. Quindi resistetti 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, al 4º giorno a un certo punto stavamo tutti a mensa, io salì in camera di corsa, entrai nel bagno e là Ti sei liberato. stava a Sandir. Però questa è una storia bellissima, Sono meravigliosa, lieto fine. solo di lieto Sì. fine. Cioè, Però ho tirato la catena, tirai la catena e c'erano 2 bottiglie che avevo fatto. Tirai la catena, una bottiglia era sparita ma l'altra no. Un gavitello. Ho tirato la catena per 3 volte, sai tipo a scatola nera aereo quando fanno le registrazioni che tipo per 18 volte prova la manovra ma Sì. niente, l'aereo vuole morire. Sto stronzo non scendeva. Allora lì impazzisco, dico, lo butto di sotto, apro la finestra, mi affaccio, prendo lo stronzo in mano, mi affaccio e lì la mente razionale, no? Attenzione, la professoressa ogni tanto fuma in giardino, la potrei prendere in testa. Mi giro, l'orologio che passava, busta, lo metto in una busta e me lo metto in valigia. L'ho messo in valigia. Si è fatto 4 giorni in valigia ed è tornato a Roma. Io questa cosa la volevo mettere in un film, ora non potrò più. Mio padre, Sergio Castellitto è mio padre. Aprì sta valigia e disse: ci ha riportato uno stronzo. Cacare in discoteca. Sì. Ok. Per cui noi chiediamo interessante, all'ospite se ha un aneddoto, non per forza che riguarda se stesso, ma se riguarda se stesso. No, no, io Questa- sono altre 4-5. perfetto, una situazione in cui gli è capitato di dover andare in bagno nel luogo peggiore, nel momento peggiore possibile. Quindi Semplice. noi Mi pensiamo alla sveglio discoteca- e vado in bicicletta al bar di mattina presto. Mi ricordo che avevo il mio bel pantalone militare. Sai, di quelli militari che si comprano, sì, pantalone militare, con la maglietta, e mi prendo il mio preferitissimo ghiacciolo all'amarena. Certo. Sì, era luglio, penso, faceva caldo. E in bicicletta fino al bar dove vivevo a Roma, dovevo pedalare, sudato, mi mangio sto ghiacciolo. Comincia a sudare freddo, mi si alza tutto il pelo sul braccio. Così mi rimetto in bicicletta e cerco di arrivare a casa. Non ci sono arrivato. Quindi poi sono arrivato a casa e mi sono infilato dentro la doccia con tutto il pantalone, vestito. Ghiacciolo all'amarena. È stato Galeotto fu... Però se non altro il pantalone militare comunque maschera. Era camouflage. Sì, Diciamo. sì. Diciamo almeno quello. Sì. Grazie dell'aneddoto.
No, scusa, la bicicletta poi... lei... Mi sono cagato nei pantaloni, non sulla bici. Ah, ok. La bici l'ho salvata. Oh. Meno male. Poi la bici posso dire. Però in verità io non è che mi sono cagato mentre stavo in bicicletta, sono andato sotto un ponticello, ma non ce l'ho fatta a tirarmi giù i pantaloni. E poi sono ritornato su, mi sono rimessa la bicicletta e sono tornato fino a casa. Allora forse il momento di disagio più estremo lo individuo quando devi risederti sul sellino. Sì. Lì è quando dici... Sì. Ho cercato di andare tutto così. Certo. No, non ci sono riuscito. Quello è il momento in cui capisci che è vero. È successo davvero. Però vabbè. nulla ti leva la gioia di non aver più quel brivido de freddo. È vero. Sì, quello è amaro. Crampi allo stomaco. Sì. Quello è amaro, quello non ci puoi credere perché pensi è giunta la mia ora. Esatto, lì pensavo veramente che era giunta la mia ora. A un certo punto ho detto non è forse l'attesa la cosa più bella. Certo. E se durante una maratona, che comunque dura tanto, se dovesse... No, a me non è mai successo e comunque adesso ho smesso di fare le maratone, quindi da quel punto di vista sono salvo. Però ho un paio di ricordi, uno in particolare che non dimenticherò mai. Un giorno d'estate, adesso non mi ricordo se inizio o fine, però quelle giornate più calde di quanto dovrebbero essere, mezza maratona di Bergamo, caldissimissimo, tant'è che mi ricordo invece che fare i 21 chilometri canonici, noi ne abbiamo fatti soltanto 10 perché erano 2 giri e abbiamo detto fa troppo caldo, che cazzo dobbiamo morire. Per arrivare a questo giro di boa c'era un lunghissimo rettilineo, proprio la via principale di Bergamo, e da lontano vedo uno che cammina, però orgoglioso, a testa alta, senza guardare in faccia a nessuno, ma la merda gli scendeva dai pantaloni fino alle caviglie, perché poi quel tipo di bisogno è legato evidentemente a un attacco di dissenteria, che ne so, hai bevuto acqua fredda in un posto caldo, robe del genere, no? E quindi comunque è uno sguarauso improvviso, cioè non è che stai partorendo, stai proprio squagliandoti tu, cazzo. E questo però con tanto orgoglio, poveretto, cosa poteva fare? No? Non aveva niente per coprirsi perché era caldo, aveva solo la canottiera, no? E la merda che gli arrivava fino in fondo, una puzza, la gente che si allargava quando gli passava di fianco. Quello non me lo dimenticherò mai, però mi è rimasto in mente più la sua dignità. Vedi che è grande però, che alla fine quello che è rimasto è la dignità. Sì. Questo mi piacerebbe incontrarlo un giorno e dirgli tu non sei un uomo e merda, come dico. No, questo è il senso di questa rubrica, è proprio questa, la dignità, c'è dignità anche in questi momenti perché ci passiamo tutti. Quindi camminava, cioè non correva neanche. Camminava, cioè puntava ad arrivare al primo posto dove poteva fermarsi, però sapeva che lì era come sulla spiaggia di Omaha Beach, non poteva fare niente, né tornare indietro né andare avanti, insomma. Era come Omaha Beach a Bergamo con la merda alle caviglie. Io non ho aneddoti nel Non hai senso, aneddoti? no, non mi sono mai cagato addosso in discoteca. No, non cagato addosso, però in cui pensi sono in diretta. Guarda, Mai dire martedì, Allora- siamo in diretta e tu pensi oppela. No, del genere, allora ce n'è una simile che una volta al ritorno, io sono genuano marcio appunto, e andai con degli amici a Oviedo, il Genoa era andato in Coppa UEFA miracolosamente, e andiamo a Oviedo e nel ritorno eravamo con un furgoncino in Francia, ci scappava da cagare in 2 su 5, quindi ci fermiamo, come dire, in una specie di piazzola dell'autostrada dove il mio amico è in mezzo a questo prato, io attaccato a questo Ford Transit, non so cos'era, così arriva la gendarmerie e lì proprio, ma a parte vabbè, però l'umiliazione più grossa era proprio italien, vous êtes cochon. Avevo proprio fatto la figura degli italiani che stanno la cosa incredibile è che a me no, ma al mio amico gli hanno fatto togliere tutti gli stronzi dal prato. Non è vero, veramente. A me no, perché io ero ancora così, ero ancora fraternità in fase di sgancio e quando sono arrivati non avevo ancora espletato le mie funzioni, ma lui invece, e fra l'altro l'aveva fatta in vari posti, no? Talmente era una merda schifosa che gli faceva talmente schifo anche a lui che andava in giro, cioè si allontanava dalla sua stessa merda. Per Va bene, ma cambiamo. Sono loro che hanno voluto parlare di questa cosa. Questa è no. la nostra
Tipo pollicino. Per chiudere bene, diciamo. Esatto. No, ti dico polliscione, ma magari un po' di più. C'è una rubrica all'interno di questo podcast che si chiama Cacare in discoteca. Sì, signori. Per cui chiediamo agli ospiti se hanno un aneddoto che riguarda una volta in cui sono dovuti andare al bagno nel momento peggiore, nel posto peggiore. Quale posto peggiore della discoteca? Tu hai un aneddoto? Allora io ho, ce ne sono tanti, ma tanti. Ne ho uno che riguarda me, ma sento di dire anche altri, che non è la discoteca, perché la discoteca, regà, non è il posto peggiore dove tu puoi cagare. Prosegui. Il posto peggiore dove tu puoi cagare è il bagno chimico al Primavera Sound alle 4:30 dell'ultimo giorno. Certo. Capisco la tua posizione. Quando c'è la gente che si prende la chetamina dal giovedì ed è domenica notte, cioè proprio è solo fegati spappolati, capito? E a te ti succede che a un certo punto tu sei perché poi i festival in generale, infatti io mi piacciono i festival più piccoli, però i festivaloni tipo appunto il Primavera, poi tu arrivi lì alle 6 di pomeriggio, te ne vai alle 8 la mattina, no? Cioè stai tante ore lì, quindi a un certo punto ti succede, poi mangi gli hamburger, i tacos, cioè non è roba che vuoi cagare in un bagno chimico, però hai scelto questa vita, si capisce per quale motivo, e quindi c'è quel momento in cui tutti hanno fatto questa cosa prima di te. Quante persone ci stanno al Primavera Sound? 1 miliardo. 1 miliardo. Quanti sono i bagni? 34. Esatto. Vogliamo fare una bella proporzione tra chi ha cagato in discoteca quel giorno e te. È brutta, è una cosa brutta. Quindi tu entri in quel bagno chimico e fuori ci sta Nick Cave che suona, cioè è una cosa bella, no? Sei in mezzo alla tua comunità della musica, delle persone della tua età, della tua generazione, ma li vedi tutti lì, stanno là, li vedi, cioè puoi sapere che cosa hanno mangiato. Poi in Spagna si mangia male e quindi quello, secondo me, quello è il mio cagare in discoteca. E l'ultima volta Primavera Sound io stavo fuori, mi stavo ovviamente cagando addosso e volevo entrare nel bagno, lei è uscita e io ho visto in faccia la beatitudine di chi aveva appena cagato in discoteca. Cioè questa ragazza è uscita e finalmente lei era libera, il festival poteva ricominciare per lei, ma io sapevo che stavo per entrare in un incubo e infatti così è stato. Probabilmente poi questa è una ruota, perché io sono uscita con quella faccia della grazia, della salvezza, e dopo di me affari suoi. Grazie mille per questa testimonianza. Una bella metafora della vita questa. Sì, sì, cioè la vita è un festival, però occhio che a un certo punto qualcuno dovrà cagare. Qualche volta mi sono cagato addosso. Cioè, come... Come negarlo? Come negarlo? Però ho avuto fortuna, perché ci sono dei momenti, soprattutto da ragazzo, soffrivo di improvvise strizzoni. Come li chiamate voi, gli strizzoni? Come Scariche. Sì, ma prima della scarica c'è lo strizzone. Cioè quando senti qua che fai, oh, per bacco. Sta arrivando una scarica. Certo, sì, lo sì. strizzone. E io mi ricordo delle camminate a culo stretto in città, che mi accorgevo che era il momento che acceleravo, quando andavo in un bagno, capito, e cercavo il cesso, il bagno. Ho imparato, per esempio, che non puoi dire dov'è il bagno, perché per dispetto, questi pezzi di merda, se non consumi, ti vedono che si vede questo qui si caga. Sì. Senti così, questo si sta cagando addosso, aiutiamolo. No, mi dispiace signore, il bagno è solo per chi consuma. Beh, se io vi cago qui sul pavimento, poi consumo, no? Quindi ora entro, dico, un cappuccino, e poi vado. Non importa se poi è freddo, basta che mi dia il bagno. E una volta mi ricordo, io abito in campagna e no, questa è una vigliaccata, una dottoressa straordinaria mi dette una pasticca perché avevo un po' di bruciore di stomaco. Per la vita che facciamo, ragazzi, siamo spesso in giro, poi oddio come andrà, oddio. E quindi mi dette queste pasticche. Non mi disse che queste pillole avevano una piccola controindicazione, che a volte facevano venire la cacarella. Cazzo, dimmelo, vaffanculo.
Io cominciai la cura, ero in macchina sui viali per Firenze e c'era mia moglie, io boom, mi sento, dico, qui mi sto cagando addosso. Cara, ti devo dire una cosa, dimmi amore, mi sto cagando addosso. Ops, già fatto. Vi sfido tutti a provarlo, perché provatelo. Quando ti caghi addosso è una tragedia vera, perché non è prevedibile che uno da qui, ma a volte anche da qui in giù sia tutto pieno di merda. Come hai fatto? Come hai fatto? Succede. Ma infatti poi la domanda, dopo che fa? Cioè, Dopo devi annullare i programmi che avevi prima di tutto. Arriviamo tardi, prima chiamata che devi fare. Vai a casa e ti cambi tutto e poi vai da un'agenzia, da una, come si chiama, succursale automobilistica e compri una macchina nuova. Io mi sono brevettato pilota, ma in Africa, nel senso che ho un brevetto africano di pilota, ma l'ho fatto con gli aerei, il Cessna bimotore, che era quello che aveva a disposizione, con un pilota francese, Benoit, che era un ex mercenario in Africa, pentito, si era pentito per forza perché erano finite le cosce, le braccia, era finito tutto, per cui ha detto ma forse è meglio che smetta di fare un mercenario, ma è rimasto un dito del piede, una recchia, e per cui insomma ha smesso di fare il mercenario e mi insegnava queste cose qua, ma bellissime, in un italiano come l'ispettore Clouseau, parlava così, abbastanza bene, però sempre con quell'accento francese che era pirenaico lui, sempre vissuto in Africa, da sempre vissuto in Africa, bianco, ma una cosa bellissima che mi è capitato con Benoit, stavamo in Tanzania, stavamo sorvolando la Tanzania, eravamo solo io e Benoit, stavamo andando a Dar el San e a un certo momento gli viene, come in Africa accade, una botta di diarrea di quelle micidiali, ma il Cessna bimotore, un Cessna bimotore, non è che ci sta o Cess, l'hostess, i bagni sono in fondo, no. Allora Benoit col suo francese dice, allora fanno che tu pilota non ti preoccupare, io risolvo subito. Si è sbottonato i pantaloni, ha aperto il finestrino del Cessna, ha messo il culo fuori dal finestrino del Cessna. Io non è che mi preoccupo, non è che mi scandalizza Benoit, che me ne fotta, ma pensavo ai tanzani sotto che stavano là sotto, che stavano là che dice è 4 anni che non giova, ma proprio merda stamattina, ma come funziona sta cosa? A proposito di culo anche, visto che vai, vuoi che ti racconti quando ho fatto la mia intervista sporco di cacca a Parigi? Beh, no, io lo sai perché sono così sciolto su queste cose? Per un motivo solo, ho un faro da sinistra negli occhi, non vedo la mia moglie. Perché io so che lei in questo momento mi sta odiando tantissimo. L'abbiamo messo apposta, ho posizionato il faro. No, secondo me io anche ormai è troppo tardi per tirarsi indietro comunque. Vabbè, la racconto. Sì, beh, ti prego. Sei proprio il vecchio rincoglionito che racconta robe tipo... Vabbè, allora, fai conto, mi ero trasferito a Parigi da pochissimo, ho vinto un premio importante in Francia mi trattavano a principino e dissi, cazzo, vado a star lì, che cazzo sto a Navacchio, non mi conosce nessuno. E avevo la mia prima intervista della vita proprio, non ho mai fatta una, e questa giornalista, tra l'altro di un giornale molto importante francese, mi dette appuntamento al Café de la Paix, che è il caffè dove andava Hemingway a scrivere al tavolino. Io quindi al tempo vivevo in una casa a Parigi che ho appena preso, che era una mansardina di 4 metri per 4.
cioè la cella di Don Bosco a Pisa era più grossa. Era buffo perché facevo perno nel mezzo, ruotavo 30 gradi a destra, mi buttavo giù e dormivo, ruotavo 30 gradi a sinistra, cucinavo, altri 30 gradi e lavoravo al disegno. Però era così, era minuscola, e avevo un bagnetto, siccome ero all'ultimo piano, che aveva una pompa idraulica che lo faceva funzionare. Chiaramente, come è successo prima di venire qui, a me mi prende la roba alla pancia, tipo colite, dalle emozioni, e quindi dissi, devo fare la cacca prima di andare, mia moglie mi sta odiando. Guarda, però è andato bene. Ti dico, Tintoria è anche il podcast del fare la cacca. Ah, perfetto, allora siamo a cavallo. E dissi, faccio la cacca. E quindi feci la cacca, e poi al tempo avevo solo un paio di pantaloni e 2 magliette. Quindi faccio la cacca, poi mi lavo, mi preparo per uscire, e quando sto per uscire sento un rumore orrendo, tipo una creatura Lovecraftiana che esce fuori dalle tubature, e questa pompa elettrica decide, come un regalo sbagliato, di restituirmi tutto quello che le ho donato. Poi, confondendomi con altri, decide di restituirmi anche tutti i regali di tutto il palazzo. E mi ritrovo con questa onda marrone che esce fuori al water. Il bagno era minuscolo, avevo quindi il water, là non hanno il bidet, sono negli incivili. Avevo il water e avevo la doccia accanto. Io mi ricordo che nel panico non avevo nemmeno gli attrezzi ancora per la pulizia, per la casa, e quindi presi l'asciugamano, l'unico che avevo, e tamponavo questa cosa che si chiama merda. E poi la strizzavo nella doccia. Il problema è che il sistema di tubature era unico, era una specie di loop della morte, cioè io strizzavo ste robe e mi ritornavano, poi le riconoscevo, capito? Dicevo, questi sono i tortellini di quello del terzo piano, cioè lo vedevo proprio tornare, mi ghignava in faccia. Alla fine dissi, no vabbè, cazzo, io devo andare a sta cazzo di intervista, non c'avevo più tempo, dissi, vabbè, risolverò questa cosa al ritorno. Solo che mi guardai e avevo tutti i pantaloni merdosi. E non avevo altri, e anche a fallo strano andai in mutande, la prima intervista era brutta. Quindi mi punii alla meglio, mi cambiai maglia, uscii, avevo un amico mio che abitava in Francia che era venuto per farmi da interprete, io al tempo non parlavo una parola di francese, e mi ricordo mi trovai al Caffè de la Paix con tutti questi fichissimi intorno, tutti ricchissimi, tutti bellissimi, e io additavo gli altri, capito? Cioè, e puzzavo di merda in una maniera allucinante, però cercavo con lo sguardo di sì, tanto snob, però ragazzi è una roba, uno dei più grandi imbarazzi della mia vita tra quelli raccontabili. Ma l'intervistatrice è andata benissimo. Sì. Ho già lì capito tante cose sul giornalismo. Premetto che ero minorenne e quindi già ho fatto tanti errori in passato. Allora, io sono originario di un paesino che si chiama Colle Salvetti, in provincia di Livorno, e nei paesini così piccoli ti annoi molto. Hai 2 alternative: o ti droghi, ma roba grossa, cioè bamba, va proprio piste da Formula 1, e a quel punto diventi GP, oppure facevi quello che facevamo noi del gruppo storico di amici, che siamo tutti in contatto, ancora ci vediamo, seppur gli anni sono passati e ci si becca raramente. E ci sono stati vari periodi, uno di questi è stato il periodo della merda. Praticamente andavamo in giro per paesini limitrofi a Colle Salvetti e cagavamo davanti ai tinelli agli ingressi delle persone. Non so perché. In che stagione? Cioè, quando inizia la stagione della merda davanti agli ingressi? Estate di solito. È una cosa estiva, come il baseball. Sì. È una cosa estiva. E andavamo con le prime macchine, perché c'erano anche persone più grandi di noi, e noi cagavamo davanti agli ingressi, ma era una protesta la nostra. Ma certo. E a un certo punto la nostra ossessione per la merda diventò talmente grossa che a un certo punto c'era un motto tra di noi, che ogni cagata deve essere conservata. Non può essere sprecata. Crollata un'altra. Sì. Voi ditemi se è un essere umano a un Comunque certo punto, perché se noi continuiamo a riuscite scherzare. a fare questo, è l'ambizione del re conquistatore. E che vomitano. E
E c'era non faccio nomi, però c'era quasi il leader di questo esercito della merda che a un certo punto cagò in una bottiglietta tipo questa. Già non facile, mi però sento per, di dire. questa è forte, poi tagliatela, fate come vi pare. No, per ma non sprecarla, la incorniciamo. inserì la bottiglietta nell'ano. Posso dire una cosa, che grande. Ma non è finita qua. Lui disse: ma che cosa succede se io conservo della merda per mesi? Quindi chiuse la bottiglietta, la mise sotto il letto e se la scordò. La madre trovò la bottiglietta e io non lo so se lo sapete, ma se tenete, spero di no, se tenete la merda dentro la bottiglietta per mesi diventa il simbionte alieno di Venom. Quindi la madre È filamentosa, cioè cerca di evadere, non so. È tipo un sistema nervoso. E sua madre lo scoprì. E ha cominciato a parlare al plurale, noi siamo la merda. Noi siamo la merda. Ma a un certo punto era davvero così, perché era folle. E mi ricordo che, anche qui non posso fare nome, uno la cotta. Cacò nella padella e la cotta. Io mi ricorderò per sempre quel giorno, perché è stato credo di aver perso i turbinati perché cioè froge andate completamente, perché un odore, ragazzi, ora è strano dirlo, ma non cucinate mai la merda. Perché è terrificante. Questo è un bel consiglio da Quello dare. è un bel messaggio. È un bel messaggio. E un altro episodio forte è un nostro amico aveva una macchina della Opel, l'Agila, che fa ridere perché è un bussolo, cioè proprio un quadrato. Sono le macchine che disegni quando sei bambino. E sul parabrezza sul cruscotto della macchina, uno cacò su un fazzoletto e la lasciò lì al sole. E questo mio amico sta cercando di evitare tutti i nomi con una destrezza. Ritornando, aprì l'Agila e si sentì un puzzo, ragazzi, devastante, perché questa merda al sole era diventata terrificante. Quindi comunque eravate un gruppo che faceva esperimenti chimici con la merda. Io ho diverse domande su questo. Sì, vai, Sì. vai, falle, Stan. Allora, partiamo dall'origine. Ma voi quindi cacavate davanti agli usci delle persone, ma cioè non apriamo la porta a queste persone? No, perché era tutto di notte, alle 3, alle 4, quindi silenziosamente noi lì. Ma qui c'era un palo, come vi dividevate? Sì, Cioè, c'era un palo, però devi rischiare, perché comunque se te cai davanti a una porta e uno apre, comunque che palo vuoi avere? Cioè, sì, diciamo, è come una rapina, c'hai 2 minuti ma qualcosa può andare storto. Sì, cioè, sì, nel sì. senso... Poi mettete nei panni di chi apre la porta, vede una persona ce lo siamo accovacciata. immaginato sempre, ma non è mai successo, per fortuna. E quindi Perché lasciavate poi lì. non puoi scappare, cioè no, sei finito. Però poi non rimanevate mai a vedere la reazione No, della ci persona. interessava, a noi ci interessava cacare davanti all'ingresso. Era una performance, E non si spargeva la voce, c'è un cacatore folle. No. Allora, a un certo punto qualcuno capì che tutti gli scherzi che abbiamo fatto negli anni venivano da Colle Salvetti. E mi ricordo questo episodio che era a Livorno. Perché era l'unico paese che non era stato colpito dalla merda. No, perché poi nei paesini la gente parla e quindi lo vengono a sapere. Ora vi racconto, cioè io ho le prove di questa cosa, non è che parlo per sentito di, perché andai a Livorno e c'era un gruppo di ragazzi amici di Livorno e dissero: ma sai che si dice che a Colle Salvetti ci sono proprio dei bei ritardati? E venne fuori che loro sapevano di alcune cose a pezzi, alcune drogate dal passaparola, dal telefono senza fili. Comunque lo sapevano, però non riuscivano mai a beccarci. Ora possono. Adesso finalmente dopo tanti anni persone che tornano dalla pensione. Ovviamente Lo sapevo. tutto uno scherzo, un podcast comico, satira di costume, eccetera. Ovviamente. Certo. Eri come Lupin, solo che anziché rubare i diamanti lasciavi delle Posso feci. fare una domanda tecnica? Secondo te bisogna essere toscani? Ma lo dico, cioè, seriamente e rispettosamente, sono cose un po' da toscani, perché adesso fuori dagli stereotipi, però io non so se nei paesini della Campania si caga sugli usci. Allora, in realtà
c'è tutta una cultura toscana dello scherzo, dai Goliardi passando per Amici miei. Amici miei è una storia comunque basata su dei personaggi realmente esistiti che facevano questa tipologia di scherzi anche più pesi dei nostri. E io effettivamente, e il nostro gruppo è un po' cresciuta con Amici miei nel sangue e quello spirito monicelliano, no? Quindi, allora, non ti so dire se in tutta la Toscana è così, però è notorio che i toscani hanno questo amore per gli scherzi anche molto pesanti. Cioè, a un certo punto c'erano proprio le trappole di merda. Noi andavamo tipo i 31 dicembre a fare le feste così, e tipo sopra le porte lasciavamo le merde, te aprivi e cascavano le merde. Cioè era roba. Sì, e una volta un'altra persona che non sto a nominare, non contento, ci mise anche la cipolla dentro, che posso dire, perché doveva puzzare ancora di più, capito? Secondo me la cipolla smorza un po'. Sì, no. È come quando mischi, cazzo ne so, il bagno schiuma col ketchup, non hai idea. Cioè te dici bagno schiuma, però attutisce, no, peggiora, ma molto di più. Vedi? Vedo, sì. Però forse sulla merda appesa usciamo dalla Toscana e entriamo in Freud. Ma cioè, l'ha fatta. c'è proprio una fase fecale. Forse. No, mi chiedevo se era lo stesso che poi l'ha messa nella padella, quello della cipolla. Che comunque sì, ma poi vedevo lui carichis era in stare. mutande anche, quindi spadellava. Era un'immagine incredibile, perché poi reagisce in maniera. La merda non reagisce come crediamo. È un mondo a sé, capito? Perché Sì. quella roba la devi buttare via, non la devi riutilizzare. Ma infatti la padella poi l'ha lavata o l'ha buttata? Beh, devo dire che eravamo in una casa affittata. Beh, vabbè, però. Un altro dei discorsi era prendere il Nuovo Cittadino, cioè giornale di Genova, che aveva 5-6 pagine, metterlo per terra, cagarci sopra. Ragazzi, ma perché quando uno dice È uno cacca, scherzo, adesso ti racconto poi una cosa sul fatto della cacca. La cacca fa ridere tutti. Perfetto. Sono d'accordissimo. Fa ridere tutti. Villaggio viene a Milano, io ero al derby di Milano, che facevo un mese lì, e viene Villaggio, che lo chiama il padrone lì, che è un personaggio incredibile, chiama e viene Villaggio e comincia a fare Dottor Kranz, facendo questo linguaggio, eccetera. Non ride nessuno, tutti lo guardavano così, un po' che era romano lui, i milanesi sono un po' refiosi, eccetera, no? Però praticamente non rideva nessuno. Io esce tutto incazzato e dico: Paolo, ma la cacca? Cosa vuoi dire? Parla un po' di merda. Oh, è riuscito, ha parlato di merda, ha avuto un successo della Madonna. Oh, È vero, fa ridere tutti. è la verità. È vero. Ma scusa, per tornare a Tenco che fa la cacca per terra. Tu la impacchi, no? Aspetta, col microfono, questo è importante che lo sentano tutti. Ma secondo scusami. me Se volete farlo, c'è un'asta? bisogna scegliere un giornale apposta. Mai scegliere i giornali a cui siete affezionati. Bisogna scegliere i giornali che ci stanno sui coglioni, naturalmente. Mette il giornale per terra, ci si fa una bella merda in mezzo e poi si chiude come fosse un pacco. Poi si mette davanti alla persona che ti sta sui coglioni, suoni e dai fuoco alla carta. Bello. Quindi se hai un aneddoto che vuoi raccontare. Il problema è che ce l'ho. Se Quello. ce l'hai. È una roba che ho detto non racconterò mai a nessuno. E allora? Sei nel posto giusto. Vabbè, tanto rimane tra pochi intimi. Sì, no? Sì. No, bugia. Vabbè, no, ve la racconto soltanto perché non me ne frega niente di avere una dignità, penso che sia chiaro. Infatti stai già che sei venuto a fare tintoria. No, ma infatti nel momento in cui ho accettato, che sapevo che, vabbè. No, comunque, che è successo? È successo tra l'altro, penso, l'anno scorso.
ero a fare uno spettacolo a Bari. La tua Bari, se posso. Cioè, hai fatto l'università. Sì, la mia a Bari. Ero a fare uno Ti spettacolo. chiedo scusa, ho visto proprio che questa cosa ti ha dato non No, poco no. fastidio. No, no. La puntata è stata lunga. No, per carità. Ti chiedo no. scusa senza No, problemi. saluto gli amici baresi, io adoro la città, mi ha fatto ridere la mia Bari, perché poi ho immaginato i baresi che dicevano che cazzo vuole questo? Mi candiderò a sindaco prossimamente. Che è successo? Mi viene da cagare. Stavo partendo per prendere il treno e quindi vabbè, che devo fare? Entro in primo bar possibile e mi riconoscono tutti, dal primo all'ultimo, dal cameriere al tizio, e gli faccio vabbè, mi guardi la valigia, devo andare un secondo in bagno. Insomma, trovo questo bagno con le porte che non si chiudevano, e bagno disagiato, proprio classico distrutto, non c'era niente, proprio la situazione peggiore, però dovevo andare in bagno, non c'era niente da fare. E la porta però non si chiudeva e ho l'idea, vabbè, allora passiamoci un pochino sulla fisica, ci metto la borsa così blocco tutto quanto, eccetera. Ero nel peggiore momento della mia vita, ero piegato, sospeso leggermente dal water, proprio nel momento in cui stavo evacuando ed ero disperato perché cercavo, la carta igienica c'era per fortuna, ma per sicurezza ne stavo cercando altra, eccetera, eccetera. Quando si è aperta la porta e un tizio si è aperta la porta e ho urlato no! Un tizio mi ha guardato dall'alto in basso, perché io ero piegato ovviamente, e ha visto questa scena di un Barbascura che lui conosceva perfettamente e fino a 2 secondi fa rispettava, nel suo momento peggiore e più basso dell'esistenza, nel momento in cui stai cagando in un bagno, in un bar sbagliato, sei piegato e stai così, e hai un rotolo di carta igienica in mano e tu ti alzi e lo guardi. È stato quello il momento in cui ho detto mio Dio, potrebbe essere la figura di merda peggiore che io abbia mai fatto nella mia vita e potrebbe non esserla, è quello il problema. Però quel momento è stato particolarmente bizzarro. Sono sorpreso che non me ne sia fregato niente. Comunque ho continuato a fare le cose che dovevo fare. Però il suo sguardo, che è stato uno sguardo del tipo aspetta, ma io questo lo conosco, aspetta, ma è lui, oh cazzo, va bene, e ha chiuso la porta. È durato tutto ciò tipo una frazione di secondo, ma il nostro sguardo è stato palese. E io c'ho il Signore degli Anelli degli aneddoti intestinali. Devo fare una premessa Sono lunghissima. Vai, c'hai tutta la notte. Ti ricordi l'agenzia interinale di cui ti parlavo prima? Sì, già con un callback partiamo, sono in estasi. Esatto, callback per forza. Perché lo sapevo che sarei arrivato qui, quindi ti ho messo le fondamenta prima. Praticamente prima di Mediolanum, all'inizio della mia attività lavorativa, sempre a inserire questi cazzo di codici fiscali, vi spiego il lavoro così, è una bella parentesi, pila di fogli così, ancora quelli con le stampanti, quelli con i buchini che si tiravano via, righello, matita, tastiera, digiti il codice fiscale, fai la riga sul codice fiscale, prossimo codice fiscale, così per 8 ore. Questo era il mio lavoro. E mi mandano a farlo in una ditta tessile di Arcore. Vedi, ero lì a 2 passi dalla ricchezza, dal successo, però io ero l'ultimo stronzo. E abitavo a Cologno Monzese, che in macchina sono 20 minuti, a quello di Monzese, però io non avevo la macchina e mio padre si rifiutava di svegliarsi 20 minuti prima per portarmi lì. Quindi io da casa mia dovevo prendere l'autobus sotto casa mia, che mi portava alla metropolitana di Cologno, che mi portava alla stazione di Garibaldi, dove prendevo un treno pendolari che mi portava ad Arcore. Da lì camminare 1 chilometro fino alla ditta tessile. Alla ditta tessile si entrava col badge. Io non avevo il badge perché ero lì per 2 settimane. Quindi ogni volta dovevo andare dal portiere e dirgli sono io, e questo, anche se mi vedeva tutte le mattine, apriva, cercava il mio documento, mi apriva la porta. È stato il momento più brutto della mia vita, era un lavoro veramente triste. C'erano mi ricordo 2 persone anziane che lavoravano lì da 40 anni e ancora si davano del lei. Era un ambiente cupissimo, fantoziano. E no, è vero. E io arrivavo dalla scuola, in testa c'avevo il rap, la discoteca, il codice per me, cioè questa invece è la realtà. Cioè uno schiaffo in faccia, no? Dopo le superiori fatte a Milano, con le occupazioni, la musica, e beva, Manu Ciao, invece poi mi trovo nella ditta tessile 2 mesi dopo a inserire i codici fiscali su un computer di merda che manco andava. Vabbè, e allora per darmi coraggio mantengo la mia unica abitudine che avevo fin quando ero bambino, il latte
alla mattina, me lo facevo colazione col latte, con questa polvere al cioccolato, che non dico perché non ne viene tanto fuori bene nella scuola, ma è molto famosa, che fin da bambino si vede che lì stavo iniziando a sviluppare quella che poi ho scoperto essere una grande intolleranza al latte. Però io tutte le mattine mi svegliavo, a volte con qualche birra in corpo dalle serate che avevo fatto prima, mi facevo il mio latte caldo, anche di fretta, bevevo sta tazza e correvo giù a prendere il pullman. Quella mattina prendo la tazza, bevo il latte di fretta, vado, e come arriva la prima avvisaglia che sono sul pullman. Dico, dai, arrivo alla stazione della metropolitana, poi bastardo, passa. Quindi arrivo lì, vabbè, non c'ho più niente, prendo la metro, e il metro comincia, doglie ogni 10 minuti, tipo così, no? È lunga da Cologno Nord a Garibaldi. Arrivo a Garibaldi, sono in ritardo, porco Giuda, e comincio a farmi male tanto, no? Vabbè, lo faccio sul treno, vado sul treno, treno pendolari senza cesto, pieno così. Lì comincia a essere il dolore quasi continuo, tant'è che io appoggiato così comincio a sudare e una signora mi cede il posto. Vede che sto male, e conto che avevo 19 anni, quindi cioè la signora, non sto pensando fosse un drogato probabilmente, mi fa sedere, che mi ha salvato, perché io ho usato la forza di gravità e il sedile per tenermi chiuse le chiappe, mi sono messo così e tiravo così, no? Ormai non era, sai quando hai le coliche vanno e vengono, ormai non andavano più, cioè erano fisse, e quindi cioè io da Garibaldi ad Arese, quasi ad Arese, ero in una lotta alle ultime armi con il mio culo, cioè praticamente mi tenevo fortissimo con la coda e riuscivo, però ormai il dolore, raga, io non ho più vissuto una roba del genere, cioè cominciamo ad arrivare alla stazione di Arese e io dico adesso cosa faccio? Nel momento in cui mi alzo da sto sedile qua succede, e allora da lontano, perché poi ormai la vista ti si chiude, cioè stai cercando cespugli, robe così, capisci? Stai cercando anfratti dove poter andare, e vedo una panchina da fuori, dico quella è la mia salvezza, io devo arrivare a quella panchina e ritirarmi e tenere così. Quindi mollo e cioè proprio appena sento che si aprono le porte io mollo, piglio spallate tutti e mi siedo sulla panchina e mi richiudo così. E sono giù dal treno, stazioncina di Arese, del cazzo, bagno chiuso, lì. Dico che cazzo faccio? Adesso c'è 1 chilometro da camminare, non ce la farò mai. Però poi passo la strada a mente e dico c'è un marciapiede per tutta la strada. Quindi io corro al marciapiede, qua ancora la forza di gravità mi salva e inizio a lavorare di chiappe così. E faccio 1 chilometro così. Aspetta! Perché sto cazzo di marciapiede, seguendo la linea del marciapiede, mi fa arrivare dall'altra parte della strada della ditta tessile. C'è la strada di mezzo, lo stronzo dentro il casello e la questione badge. Cioè gli devo dire chi cazzo sono, chi non sono e questo mi deve aprire la porta del badge. Non ce la farei mai. Quindi il mio piano è aspetto che arriva un altro stronzo a entrare dentro sta coda, passa il suo badge e io corro e questo faccio. Appena vedo uno che sta per entrare, un altro impiegato, tutto mogio, io inizio a correre dall'altra parte della strada, macchine, io corro, questo ting, lo sposto e passo il badge, la guardia giurata, dove cazzo vai? E comincia a corrermi dietro, io corro le scale proprio, sapevo dove era il bagno nel mio piano, quindi non so che cazzo, vado diretto, ormai non vedevo più nulla, sapevo che il bagno era lì, ti giuro, entro in sto bagno, apro la porta, bagno maschi, femmine, entro in quello dei maschi, apro un bagno con la tazza, gli altri erano urinatoi. Apro la porta e c'è dentro la signora che sta pulendo. La afferro per il colletto, la tiro fuori, chiudo e tengo la porta così. Mentre fuori c'è la guardia giurata che picchia e tutto io. Lasciatemi stare! Ed è stato uno dei momenti dei più grandi successi della mia vita. Perché puoi vendere milioni di dischi, ma in una gara all'ultimo
come si dice, all'ultimo sangue con il tuo culo, i glutei sono il muscolo più forte che uno ha nel corpo, perderai comunque, ma io ho vinto e il mio culo ha perso. Bellissimo. Perché non sono un eroe, sono un villain. Bellissimo. Stupendo. Bellissima Grazie storia. mille, sono felicissimo. Escludendo, diciamo, gli anni delle elementari, dove è Escludiamoli. accaduto di farmi la cacca addosso. È Escludiamoli. accaduto. Scherzato, ero in prima elementare, scherzato da quelli di quinta elementare, mentre ero in bagno tutto sporco di merda. Però c'ero ancora qua. Escludendo, Escludiamo. diciamo che i casi peggiori si sono verificati, non ci pensa nessuno, quando ero sul palco. È accaduto almeno in 2 occasioni di essere colto da attacchi di diarrea mentre stavo cantando. Cosa fai? Cosa fareste? 5 minuti per noi. Il bar è lì e adesso la band si rinfresca. No, vabbè, quello diciamo che fa più ridere è accaduto, ecco, dopo che avevamo fatto il nostro primo disco, la prima tournée, siamo andati a suonare per la prima volta a Bari, accolti da un grande pubblico molto attento. Arriviamo praticamente alla fine della scaletta, io vengo colto da un attacco terrificante di diarrea e capisco che non riesco a arrivare fino alla fine. Allora comunico, non mi ricordo come, a quelli della band, finiamo qua. Tanto eravamo al penultimo pezzo, che mi sembra fosse Cassonetto. Grazie Bari, ciao a tutti. E mantenendo uno stile di cui mi vanterò per sempre, scendo dal palco come scendere da qui adesso e mi avvio verso un posto ma lontanissimo, lontanissimo. Vedevo l'unica possibilità lontanissima, c'era un bar e speravo che dentro ci fosse un bagno, ma intanto c'era tutto il pubblico, per cui io scendo e vado, approfittando dell'effetto sorpresa, per cui praticamente non mi segue nessuno, tranne una ragazza che mi prende sotto braccio camminando e dice: ma come mai nei vostri pezzi parlate di questi temi così osceni, così eccessivi? Ma guarda, perché a noi piace, intanto andavo. E questa non mollava. Ah sì, no, perché l'ho trovato interessante. Sì, grazie. E continuava a parlare e non se ne andava mai. E io intanto mi avvicinavo verso il bar e questa storia finisce un po' così, sfuma, perché io sono entrato come in una fase di shock, per cui mi ricordo solo di essere entrato nel bar e di aver implorato il barista di dirmi dove era un bagno, e quella là non so che fine ha fatto. Potrei anche averla mandata via. A un certo punto io ho detto: ho la diarrea. Potrebbe anche essere andata così, ma non me lo ricordo. Però è bello, è giusto. Però mi ricordo di essere andato in bagno poi. E pensa lei che bell'aneddoto che ha da raccontare. Stefano, vuoi fare tu la tua domanda di rito? Vediamo se va bene, se no. Ma quella di cagare? Ah, no. Hai cagato? No, non ho cagato. Questa citazione No, ma quella non la stiamo praticamente facendo più, cioè succede spontaneamente. di cagare? Però forse può essere divertente. Vabbè, Parla. vuoi che la faccia? C'è, No. c'è questa rubrica che si chiama Cacare in discoteca. Ah, ok. Discoteca è intesa come luogo, diciamo, non necessariamente fisico, però un posto in cui tu in genere non vai. Dove l'ultima Ah. cosa che vorresti fare è cacare, e invece Sì. sei stata costretta. Se hai una storia che ti va di condividere. Ah, su questo? Sì. No, ma no, cagare in discoteca non... Ti è mai successo? Non ce l'hai. Non arriverei mai a tanto, non ce la posso fare. Lo so, infatti per questo noi le chiediamo, perché ogni volta che uno ha quella storia è proprio un racconto, non è che dice No, esatto. poi devo cagare, ho cagato, dove stavi al Goa, no. Tutte no, le volte no. che tipo non hai capito che mezzo c'è l'inferno in terra, io stavo là a piangere, non lo voglio fare, però ho dovuto.
Perché ogni volta che caga in discoteca Esatto. c'è dietro un trauma. No, non l'ho mai fatto, però mi avete fatto venire in mente un mio caro amico che raccontava sempre la trilogia della merda, che erano le sue 3 più belle storie sulla merda, però ora non posso, No, cioè certo, dovreste perché invitare questo è lui, il suo poi aneddoto. privatamente ti dico chi è, Sì, però grazie. credo che lui se lo voglia tenere per un libro o qualcosa. No, certo, ci sta, Quindi non non so se spoileriamo poi la lo trilogia viene a della dire a merda. tintoria. Quando cioè, esce io il libro, spero- però, se non lo presenti qua, Sì. chiunque tu sia. Ed era la storia meravigliosa, non mi viene troppo da raccontare, ma non si può raccontare, comunque 3 storie legate a 3 La trilogia della merda. cagate. E Si tu chiama la non, trilogia della merda. non è un racconto breve. No, diciamo. sono 3 epopee. Noi abbiamo fatto una puntata con Pietro Sermonti che era tutta basata su, per cui ha molti aneddoti su questo, Che era tutta basata sulla cacca. su questi aneddoti suoi, Perché su lui ha una trilogia. la trilogia. Ma lui c'ha pure questa l'ha spiegata. Ecco, esatto. e Ci ha fatto vedere questa foto e ha Cioè, detto questa chiedetegli. C'ho questa foto, se Pietro vuoi. Sermonti sul set di Sono Lillo, la serie che non voglio fare pubblicità alla serie, comunque sta su Amazon Prime, sta andando benissimo, vedete le foto, è molto divertente. A parte questo, dicevo, lui mi faceva ogni tanto, si allontanava e mi faceva questo e io dicevo, ma che cacchio vuol dire sta cosa? Poi me l'ha spiegata, che è una cosa terribile se ci pensi. Cos'è. Questo è praticamente che lui, e poi ci arrivate subito, deve andare al bagno, quindi lui simula, Pietro Sermonti simula con un gesto unico, inequivocabile, la quasi fuoriuscita, cioè il fatto che è proprio pronto, credo. E io l'ho trovata geniale, perché tu non è che puoi sempre dire scusa devo andare al bagno, cioè delle volte puoi dire devo andare al bagno, delle volte ti serve di devo andare al bagno a fare una cosa un po' lunga, no? Però è brutto anche dire vado a fare, molti dicono vado a fare l'atto grande, vado a fare, no, lui fa questo, fa e va via, ed è chiarissimo, devo dire. Quindi Pietro Sermonti genio perché mi ha insegnato questa cosa e a me piace, ogni tanto ci mandiamo le foto come vedi. La foto non dice niente, non c'è neanche un messaggio sotto, solo questo. Ci avete provato a chiamare Pietro qua? Non abbiamo contatti con Pietro Sermonti, però Pietro però è uno che qui secondo me potrebbe dare il meglio di sé. Potrebbe dare tanto. Allora, se ti va lo racconti, poi sentiamo Pietro, al massimo questa la tagliamo, Esatto, rimane per praticamente queste lui mi ha persone. raccontato che non è avvenuto in discoteca questa cosa, però c'è sempre l'elemento comune che il fatto che lui doveva per forza cagare, era a casa di una sua fidanzata tanti anni fa e non so per quale motivo loro si erano chiusi all'insaputa dei genitori in cucina, se non che lei a un certo punto ha sentito un rumore, i genitori che rientravano, è dovuta andare di là per evitare appunto che lo scoprissero lì. Quindi lui fidanzato segreto, diciamo. Sì, fidanzato segreto, se non ricordo male la storia era questa appunto, poi lui ve la dirà e specificherà meglio, tutti voi siete rinvitati e non pagheranno quella sera perché hanno bisogno. Scriveteci, noi c'eravamo quella sera e potete tornare. E insomma lui doveva cagare e lo ha fatto in cucina di queste persone. Ha trovato un giornale, l'ha messo per terra e l'ha fatta lì. Come un cucciolo di cane. Solamente che non so per quale strana coincidenza, non so come sono andate le cose, anche questo, chiedete, segnatevi tutte le domande specifiche. Guarda, se c'è una cosa che mi ricorderò... Voi, ecco, lei lo ha visto. Lei lo ha vista. Tu pensa che cosa incresciosa. Poi tosta, brutto, tosta uscire da questa, ci metti 3 settimane di appuntamenti con aperitivi tranquilli. Non può neanche dire non è come pensi.
io mi sono indignato, perché Paolo ha raccontato questa storia inventando cose sbagliate e poi loro mi hanno detto oggi che in realtà anche Margherita Vicario alla domanda, lei come dire con la sua classe e cosa, alla domanda aveva detto no, io non ce l'ho, però ce ne avrei una, e ho scoperto che alludeva a quella, cosa, però non ve la posso dire perché non è mia. Se posso, ha detto che si tratta di una trilogia. L'ha chiamata proprio la trilogia della merda. Sì, vabbè, adesso, allora, la prima cosa che ha sbagliato Paolo Calabresi ha detto che questa riguardava me e una mia fidanzata del tempo, non avrebbe avuto senso, perché la mia fidanzata avrei avuto un minimo di confidenza per dirle guarda, amore, vai a comprare il giornale, perché... Allora, io alla fine degli anni 90 dovevo stare fuori dall'Italia, era meglio, diciamo, per un po'. Allora, stavo in Questo non diciamo altro. Belgio, vabbè, dai, non sta fuori. In Belgio, vado a finire in Belgio. Vado a finire in Belgio e dove vado a dormire? Per cui si rimedia una tipo lontana cugina della moglie di mio padre, che era una ragazza che lavorava serissima al Parlamento europeo, ligia, si faceva un culo così, con gli occhiali, timida e cosa, che abitava in una casetta a Waterloo, cioè che è fuori Bruxelles, una stradina nella campagna. Ci siete mai stati a Bruxelles? Il clima di Bruxelles non sono le Hawaii, cioè il cielo è verticale, cioè ti viene sempre addosso da tutte e due le parti. Comunque io passo, perché poi finisce, guarda, come si chiamava? Non mi ricordo, Elena tipo, guarda, veramente 3-4 giorni il tempo di organizzarmi, poi me ne vado. E io sono stato 2 mesi sono stato 2 mesi a casa sua e lei lavorava tutto il giorno, anche il sabato, e io non facevo niente. Io stavo a casa sua a guardarmi i film, a leggere e a farmi le canne. Solo questo facevo. Quando lei tornava a casa non ci credevo, c'era una puzza, perché la casa era piccola, aveva solo un piccolo soppalchetto dove c'era il suo letto e il bagno unico, bagno della casa. Allora, dopo una quindicina di giorni, domenica, diluvio universale, ma non come diluvia qua, come diluvia in Belgio, cioè tu non vedi niente, è giorno ma non vedi niente. 8 di mattina, perché io mi sono sempre svegliato presto, lei si sveglia la domenica perché proprio vuole prendersi il suo giorno tutto per sé e mi dice, gentilissima, Pietro, io adesso apro l'acqua del bagno, mi faccio il bagno e cose, se tu devi usare il bagno vai e poi così poi faccio tutto. Io faccio no, tranquilla, non ti preoccupare, vai tranquilla. Per cui acqua, bagno, coso, io vedo arrivare il vapore, mi faccio un caffè. Mi faccio un caffè con la macchinetta e succede il fattaccio, cioè mi arriva proprio un colpo di scimitarra qua. E lì che fai? Cioè lì devi trovare un modo di salvarti. Apro la porta e c'era il diluvio universale, cioè una cosa, non era possibile andare da nessuna parte, non ti potevi spostare, non c'era nessuno, niente. Per cui rapidamente, perché il tempo è poco, io dico, allora io adesso posso fare la cosa seguente: o vado su da lei, busso, le dico esci dal bagno che ti sei meritata in questa settimana terribile di lavoro e stai un po' fuori e intanto già ti bagni l'accappatoio e io sfondo il bagno nel quale tu dovrai rientrare poi da 5 minuti e passare la tua oretta felice, ok? Oppure, e mi dico no, questo non è accettabile, non me lo perdono, cioè non lo puoi fare. Però l'alternativa era rapidissima e per cui devo farlo. Devo prendere questa, devo ponzare. Per cui, siccome dal soppalco, il soppalco si affacciava sul salottino, l'unico luogo che non veniva visto dal balcone, diciamo, dal soppalchino, era la cucinetta. Per cui io mi ricordo, non so perché avevo comprato la Gazzetta dello Sport, una cosa incredibile. Per cui io decido, parlando con lei, dicendo allora tutto bene, capisco che non c'è altra soluzione di farla in cucina e farla in cucina
con la Gazzetta dello Sport per terra, con un piede su una sedia e con una sul lavello. Per cui adesso lo posso fare perché sono però vestito, però sostanzialmente la posizione era una cosa, capito? Era una cosa brutta da vedere. Sì. Perfetto, a uovo. E sempre col terrore che se questa mi sbuca... Tu... Cioè, allora vi dico, voi a casa, cioè, voi avete un ospite, un amico, oppure, capito, non lo conoscete bene, però è un amico di un amico, ok? Voi a un certo punto uscite dal bagno la domenica mattina e lo vedete in cucina di casa vostra, appollaiato, rosso, cioè come reagireste, ok? Questa è andato bene. È andata bene perché io sono riuscito a fare tutto, ho fatto il pallottolone e coso. E ne questa sono è già una bellissima storia. Ne sono uscito a testa alta da questa cosa qua. Però mettetevi nella situazione. Stacco, e questa si è dimenticata Paolo Calabresi, stacco, 8-9 anni dopo, Mattia Torre mi chiama, tipo alle 10:30 di sera, sai quando ridi che... Ma 1 minuto e mezzo così... Perché dice io sono a tavola a Perugia e ho capito che ho di fronte una ragazza, una donna, che a un certo punto mi ha detto che ti conosceva e gli ho detto ma sì, ma dove l'hai conosciuto? A Bruxelles. Allora io ho detto aspetta, ma cioè nel 97 quando era? Sì, perché ma com'era carino. Ma come era gentile, come era educato, perché l'ho ospitato a casa mia. Per cui Mattia stava di fronte a lei a tavola, vedendo la mia immagine, così, mentre lei gli diceva che persona squisita, ma che signore, ma che principe, ma che bella persona. Questa è, diciamo, l'epilogo della prima vicenda. Adesso, Posso fare una domanda? ci mancherebbe. Allora, tu stavi in quella posizione che comunque era in equilibrio, se ho capito, tra il... Stavo per stare lontano. Certo. Cioè, perché volevo evitare che la ponzatura, cioè di non avere i piedi per terra. Certo. Per cui è stata pensata, Ponzata. Ma quindi non era, cioè, se era dopo il caffè, non era proprio solida. No. È per quello. Capito? No, certo, facevo l'aquilotto per quello, perché avevo capito che... E quindi sei riuscito comunque, nonostante questa difficoltà, a non lasciare tracce. Porta aperta. Ok. Non ero tanto alto, cioè in realtà era una cosa... non ero tanto... Perché poi andavo giù, ai tempi ero ancora... Quindi anche questo malloppone era, come dire, umido. Era umido questo malloppone. Cioè, una cosa, comunque la Gazzetta c'ha tanti fogli. C'ha tanti fogli, ok. certo. Anche me li sono giocati tutti, poi c'era un sistema di buste, però anche ansia. Un sistema di buste c'era? Beh sì, perché te credo, anche perché poi ho fatto corrente con la porta, che infatti si è allagato l'ingresso perché poi ho aperto la porta della cucina perché mi sono anche detto, pensa se viene e dice... Ma che è successo? Cioè che comunque senti una puzza fortissima che è quasi meglio se mi becchi perché sennò pensi mazza che ma che è? Ma che è successo? Alle 8 di mattina ma che è successo mentre mi facevo il bagno? Per cui anche quello c'era stata anche questa cosa quindi delitto perfetto, cioè non c'era traccia, niente. Perfetto. Però è bellissimo che, capito, questo mio amico che la sapeva a memoria questa storia, che a poco capisce e mentre lei gli parlava e gli diceva che bello che era e cosa, vede me in quella, perché poi naturalmente questa posizione l'abbiamo fatta tante volte, diciamo, per gioco, abbiamo ponzato tutti insieme. Bellissimo. Questa penso la storia più bella bellissimo di sempre racconto. che è stata raccontata in questa rubrica, secondo me. A questo punto mi viene da chiederti perché trilogia, però, se ti va. Non lo so, Non è una trilogia, quindi è se solo... ti va. Sì, ma adesso bisogna chiedere anche agli astanti perché adesso... Perché avete sentito La Compagnia dell'Anello, adesso c'è Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Ma voi pubblicherete un libro poi con tutti gli aneddoti delle persone sulla carta? Ora che potremmo un libro di quelle che sfogli giustamente al bagno.
Sì, sarebbe bello abbinare delle illustrazioni. Certo, di quelle... Copertina rigida, quello proprio da librone che tieni là in bagno per gli ospiti, capito? Quando gli ospiti vanno in bagno tu fai, e vedi. Perché ci fa sentire tutti uguali. Il senso di questa rubrica è proprio che siamo tutti esseri umani, non c'è niente di cui vergognarsi, e anche gli incidenti legati all'andare in bagno sono parte della vita dell'essere umano. È impossibile vivere una vita senza cagarsi nella tuta. In bagno, è inutile che qualcuno dice io non ce vado, non è vero. Ce vanno pure loro. Ce vanno tutti. Ce vanno pure loro, sono d'accordo. Oh, yeah.